Isola Verde è in corso un intervento urgente a cura della Regione Veneto per il ripristino del cordone dunale con l'obiettivo di rafforzare la duna costiera e contenere il rischio di ingressione marina a tutela dell'incolumità dell'area. L'opera prevede inizialmente lo smontaggio della rete metallica a protezione che sarà successivamente rimontata utilizzando i pali esistenti integrati con nuovi sostegni, protetti comunque da assi di legno per resistere all'azione delle onde. Alle spalle della palizzata sarà collocata una struttura in geotessuto fondamentale per contenere la sabbia prelevata direttamente dall'arenile e modellare così il nuovo profilo della duna. Questo sarà poi stabilizzato attraverso l'installazione di barriere frangivento e la piantumazione di specie vegetali tipiche dell'habitat sabbioso. L'ordinanza che autorizza i lavori risale allo scorso 15 marzo. L'intervento, considerato urgente, è previsto nell'arco di circa 2 mesi. Durante questo periodo sarà consentito il transito dei mezzi dell'impresa incaricata, mentre le normali attività balneari resteranno temporaneamente sospese. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc, telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36. Caro Cristian, allora siamo alle solite, continuano imperterrite queste truffe di pseudo agenzie perché sono agenzie che lavorano per Enel e che praticamente mettono i dati a casaccio, e queste persone, questi utenti si trovano, anche persone di certa età, ho visto, si trovano a non ricevere nulla della bolletta perché, ma spiega meglio tu che tu sei... Vabbè, allora intanto io direi anche che non facciamo di tutta l'erba un fascio, perché comunque ci sono anche agenzie che lavorano certamente. Però c'è sta falla, come ti dicevo, e adesso abbiamo questa cliente di Pramaggiore fuori Chioggia che del 38 praticamente ha ricevuto questo contratto fasullo, ha fatto la denuncia perché abbiamo recuperato il contratto, nel contratto si vedono tutti i dati falsi, quindi l'hanno messa a Napoli, loro l'hanno messa in hanno messo residente a Napoli, invece lei è residente a Pramaggiore, e hanno messo carta di identità falsa, numero di telefono inventato, una mail inventata col solito dominio Virgilio, e niente, quindi ha fatto la denuncia. Però lei questa volta non ha accettato mi dicevi. E lei pensava che andasse tutto a posto, insomma, se non ha fatto niente la denuncia è chiaramente una truffa. Niente, invece abbiamo ricevuto la risposta dall'Enel, incredibile, dove l'Enel rifiuta, non accetta la contestazione del contratto, quindi non ha accolto la contestazione, perché a detta dell'Enel la cliente avrebbe accettato il contratto tramite sottoscrizione via link ricevuto nella mail. Che faccia? Che è falsa. Ma io dico adesso, questo qua dell'Enel che risponde a questo reclamo, no? Non è un robot, è una persona umana, capisci benissimo che una mail la posso fare io, la puoi fare tu, la puoi fare chiunque. E quindi questa qua è una falla, poi una signora del 38, è difficile che abbia una mail, e anche se avesse una mail è difficile che una signora del 38... Sì, ma io trovo strano questa, perché io ricordo che ho sottoscritto dei contratti con Iliad, per esempio, tramite internet, e tramite il sito, oltre a mandargli i documenti, quindi ho dovuto mandargli i documenti, in questo caso invece non chiedono neanche i documenti, ma addirittura c'è stata la mia registrazione visiva con tutto quanto, io quindi almeno vedo, è una roba allucinante. Questi non hanno neanche questa cosa qui. Ma sai qual è il bello? Perché nella denuncia la signora ha scritto che i dati della cardità sono falsi, che il numero di telefono è falso, però essendo anziana non ha specificato nella denuncia che anche la mail era falsa. Quindi lei si è attaccata sull'unico cavillo che ha trovato uno spiraglio per attaccarsi, e ha dichiarato Enel che ha confermato la cliente via mail. Comunque questa è una cosa complicata, però un avvocato, questa è una causa intensa, certo, ovviamente per un anziano dove andare dall'avvocato, dove perdere tempo. Ma la cosa strana è che io dico, ma scusa Enel, è da più di un anno che andiamo avanti con questa cosa. Ci sono una ventina di denunce, di truffe, solo qua, senza contare quelli che ci saranno in giro che noi non sappiamo. Ma scusa, non hai ancora capito che è una falla questo sistema di acquisizione, cioè acquisire tramite conferma su una mail che puoi fare tu, può fare chiunque,
non è diciamo, un processo regolare. Una soluzione semplice, come ti dicevo prima, sarebbe quella di sottoscrivere il contratto su una PEC, cioè una posta elettronica certificata, perché per fare una PEC non la può fare chiunque, la può fare solo chi deve aprirla, quindi devi allegare il documento come su IDA. Diciamo che la PEC, detto così solo a livello di conversazione, non la fanno tutti. No, ok. E quindi per un'azienda che deve, diciamo, cercare di fare i contratti è complicato, però la tecnologia c'è. Ti ripeto, l'esempio con Iliad, lo dico tranquillamente, io ho sottoscritto un contratto, non sono andato da nessuna parte tramite il sito, Certo. mi hanno ripreso e io ho mandato la comunicazione. Comunque ti dirò che la PEC non è così, diciamo, tanto rara, No, cioè ormai una PEC personale costa certo. 5-6 euro all'anno. Sì, è vero. E comunque dico io, allora se questa è una falla, questo sistema di acquisizione, ci sono anche altri sistemi di acquisizione. Certo. Cioè tramite la telefonata, che comunque anche là ci sarebbe tanto da dire perché sono tante truffe telefoniche, oppure tramite un ufficio, se uno va a un ufficio Enel può sottoscrivere il contratto, ma tramite una mail, una semplice conferma via mail, è evidente che rinnoviamo il fatto di rivolgersi a una persona, questo consiglio al di là dell'agenzia F Energia, della New Hope di Cristian Colombo, e io sottoscrivo il fatto di avere a che fare con persone con cui puoi parlare, non numeri verdi che non sai che rispondono, e soprattutto non rispondete a chiamate, telefonate di benefattori che ti fanno i prezzi buonissimi, che poi ti trovi in situazioni. Perché aggiungo una cosa, adesso stiamo parlando qua nello specifico dell'Enel, ma comunque ho anche altri casi con altre compagnie, certo. Però sono casi diversi, cioè magari vanno a casa dai clienti, ti fanno firmare e non gli lasciano nulla, compagnie che non conoscono e quindi non riescono a esercitare il diritto di ripensamento. Questa compagnia non chiama il cliente, questo qua va in attivazione e basta, è fatta. Comunque da un anno e mezzo a sta parte, se l'Enel non ha ancora preso nessun provvedimento, non ha ancora bloccato questo sistema di acquisizione, è veramente preoccupante, perché ti dico fresca l'altra settimana un'altra signora di Venezia, della Giudecca, residente della Giudecca, è messa residente a Campagna Luppia, e poi, perdonami, anche se uno avesse la buona volontà di dire vabbè, sono stato truffato, pago quello che devo pagare e me ne vado fuori con un altro gestore. Però se questi qua gli mandano la bolletta, poi te la manderò, a Somma Vesuviana Napoli, oppure gliela mandano in una mail inventata, ma questo Cristiano di questo cliente come fa a pagare la bolletta? Come fa a sapere che deve pagare la bolletta? Quindi si può trovare moroso senza saperlo. Sì. E quindi possono staccare anche la corrente e avere un sacco di problemi. L'unico modo che ha di scoprire questa cosa è quando si troverà senza corrente. Cioè, ma se gli agenti che fanno sta truffa per guadagnarsi una provvigione non si rendono conto del danno che E creano. allora gliene frega, tanto l'Enel evidentemente a tempi biblici. Sì. E quindi qua è un anno che stiamo parlando di questa cosa. Non ci vuole un ingegnere a capire che una mail può farla chiunque, ma perché dopo un anno e mezzo non siamo ancora arrivati a una soluzione? Ripeto, ci sono agenzie dell'Enel che lavorano bene, per carità, non sono tutte uguali, però se qualcuno dell'Enel vuole farsi avanti per dare una spiegazione, ben venga, insomma. Ma so che qualcuno ha detto che ci avrebbero chiamato, aspettiamo ancora. Aspettiamo che ci chiamano, andiamo avanti così, non lo so. Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco. Siamo andati questa mattina a Isola Verde e per raggiungerla abbiamo percorso via San Giuseppe, notando che fino ad ora non sembra sia stato fatto alcun intervento di riasfaltatura. C'era stata fatta qualche tempo fa qualche segnalazione a riguardo a lamentare lo stato del manto stradale. Sapevamo che via San Giuseppe faceva parte però del quarto lotto e abbiamo pazientato. Siamo andati oggi a rivedere il comunicato con cui venivano menzionate le strade che sarebbero state oggetto di intervento e per capire a che punto si fosse. Non abbiamo fatto il giro di tutte le strade menzionate nel comunicato, anche perché se tanto ci dà tanto sarà lo stesso sindaco a comunicare su quali si procederà.
Lo ha fatto infatti con via Santo Spirito, dove era prevista un'isola spartitraffico e invece dove è stata realizzata una rotonda che al momento, una rotonda sormontabile, che al momento non sembra essere molto ben vista da chi transita e dai residenti dell'area. E lo ha fatto nei giorni scorsi annunciando l'inizio dell'intervento su Viale Isonzo, dove andrà a togliersi tutto quanto il manto stradale realizzato in San Pietrino e si provvederà ad asfaltare normalmente. Inizio lavori previsti per il quarto lotto, ottobre 2024, termine dei lavori primi mesi del 2025. I primi mesi del 2025 li abbiamo più o meno superati. Siamo infatti a metà aprile, siamo in periodo di Pasqua, si pensava infatti che la maggior parte degli interventi, quelli se non altro sulle strade di maggior traffico, l'intervento si sarebbe concluso prima dell'inizio della bella stagione. Pasqua per la nostra località turistica è l'inizio di una bella stagione. Viale Isonzo, strada trasversale sul lungomare, ha visto i lavori iniziare giusto in questi giorni. Settimana di Pasqua, i lavori prevedono che sarà tolta la pavimentazione in porfido esistente, si passerà quindi ad asfaltare. Vogliamo sperare che per domani, venerdì santo, l'intervento sia concluso. In caso contrario avremo un ennesimo cantiere aperto a Sottomarina a rallegrare i turisti che giungeranno appunto per visitarci a Pasqua. Anche via San Giuseppe, che porta a Calino e a Isola Verde, fa parte del quarto lotto asfaltature e su questa i lavori sembra debbano ancora iniziare e dovevano iniziare prima che cominciasse la bella stagione, dato che ci sono tantissimi che tornano nelle loro abitazioni a seconda casa a Isola Verde. Anche qua, dicevamo, i lavori devono ancora iniziare, i turisti che verranno troveranno la strada ancora nelle stesse condizioni con cui l'avevano lasciata. Vero è che tale strada, via San Giuseppe, non sarà realizzata, non sarà rifatta integralmente, ma saranno eseguiti soltanto degli interventi tampone nei punti più ammalorati. Ma anche per fare solo i punti più ammalorati si crea disagio se c'è un traffico maggiore, a meno che non ci si limiti a gettare catrame a badilate, allora si fa anche presto con un disagio relativo per chi transita. Elisa, ma ho sentito parlare di questi topper che adesso sono in tendenza, ma cosa sono di preciso? Ecco Giorgia, questo è un topper in memory foam, memorizza la forma, torna un po' alla volta e ti farà un effetto proprio nuvola. Serve sia per ammorbidire un materasso all'interno, senti, prova a toccarlo, senti che morbidezza. Questa è la lente a memoria e senti il tessuto? Molto fresco anche, sì. È sempre il tessuto glacier che fa l'effetto fresco istantaneo, dunque oltre a un effetto bello avvolgente il materasso risulterà molto morbido, non sentirai punti di contatto con il materasso perché sentirai questo effetto proprio avvolgente. Il memory foam serve proprio per ammorbidire il materasso e farti sentire avvolta e coccolata. Con il tessuto, questo qua che fa fresco, per l'estate è l'eccellenza. Fantastico da provare. Sul New York Times di ieri c'è un articolo molto interessante che parla di come siano stati rilevati degli indizi di un possibile segno di vita su un pianeta molto distante, addirittura un pianeta chiamato K218b che dista addirittura a 120 anni luce dalla Terra. Si tratta di un pianeta che non è, dal punto di vista di massa uguale alla Terra, anzi sarebbe, una super Terra, verrebbe chiamata, perché addirittura ha 8 volte la massa del nostro pianeta. Però quando questo pianeta transita davanti al suo Sole, il famoso telescopio spaziale James Webb, che è in orbita a una distanza molto importante dalla Terra ed è stato messo in orbita proprio appunto per poter rilevare a grandi distanze i pianeti. Quindi oltre a queste differenze di massa di questo pianeta che è lontano 120 anni luce, e sembra dagli indizi che hanno rilevato appunto con il telescopio spaziale James Webb, ma addirittura anni prima anche da altri importanti telescopi, che è avvolto da un'atmosfera ricca di idrogeno
e forse potrebbe essere coperto anche da un immenso oceano. Ecco, la rivelazione, che non è solo di questi ultimi giorni, ma anche di tempo fa, sarebbe stata dal fatto che quando questo pianeta passa davanti alla sua stella e quindi manda, diciamo, questo riflesso, questa sua luce viene analizzata dal telescopio James Webb, sembra che sia stata rilevata la presenza del dimetilsolfuro. Questa sostanza, questa molecola sul nostro pianeta è una sostanza che viene prodotta solo dagli esseri viventi, in particolare dalle alghe marine. E quindi c'è l'ipotesi che sia una vera e propria firma biologica che possa, diciamo, non dare una prova, perché la prova assolutamente non c'è ancora, però potrebbe essere un indizio che lo stesso pianeta, ripeto la sigla K218b, possa essere un pianeta abitabile. Ripetiamo che non è una prova, infatti anche altri scienziati sono cauti, dicono che servono altre osservazioni, esperimenti e molto tempo. Però intanto diciamo che abbiamo questo nuovo sospetto, questo nuovo indizio, chiamiamolo come vogliamo, dà l'idea che ci chiede se siamo davvero soli nell'universo. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €.